Ciao. Piacere Paolo. Piacere divino. Ma io sto proprio casata a 1000, Paolo Cannavaro, capitano. Cioè, devo studiare Paolo Cannavaro. Quindi mettiti bene, c'è una settimana di tempo. Io ho le mie cose da fare. Perché non la fa? Io ho altri clienti miei, ma che ti interessa? È un lavoro il tuo, nessuno ti vede, nessuno ti caga, nessuno ti sente, nessuno ti pensa. Nessuno mi vede, lo pensi tu, ci sono tante belle donne che mi vedono. Ma stanno facendo pure una figura di niente, queste cose che tu mi tocchi, mi fai, io mi giro, perché mi stanno pensando che io vivo di allucinazioni. Sei pazzo. Esatto. Non è vero, però tu, questa è una cosa devi stare attento tu, io faccio, non è che posso sparire. Se ti devo aiutare devo stare vicino a te, tu devi essere più bravo, non è che dici, se ti parlo devi rimanere fissato sul mio. Andiamoci, gli hai parlato a sta. Vabbè, ma io questo sono, così mi hanno creato. Ma devi prendere l'ascensore. Ma se non sei nessuno, l'ascensore chi porta? Or dunque, nell'arco della settimana sono stato 7 giorni su 7, 24 ore su 24 a studiarmi tutte le caratteristiche del giocatore che avevo in esame. Paolo Cannavaro, capitano della mia squadra del cuore e pilastro della difesa per tanti anni. La devi stuccare, che? Si pronto, ha aggiuntato una bella busta. Vabbè, non ti spiego cosa c'ho qua dentro, però poi faccio vedere. Io qua sul tablet ti ho messo i video, a parte lo dovevi fare tu, già tanto ti ho fatto il favore. Ah, boh, ma che tengo a fare prima? Allora, ti ho messo i video qua, poi qua ricordati, sta la carriera qua, ma no, non ti dimenticare. Buongiorno, Buongiorno. salve. Come sta? È un po' complicato. È un po' complicato. È venuto preparato oggi. Va bene. Ho passato Speriamo. una bella settimana, ho studiato, ho alcune clip da farle vedere, Ok. ovviamente di Cannavaro. Cioè, ci manca. Tra l'altro, in tutto questo, volesse dicere, vorrei dire in tutto questo, vorrei dirle in tutto questo, Paolo Cannavaro, Sì. è lo stesso numero mio, 5, e io giocando ho anche il numero 5. Ha il suo numero. Ho capito. Comunque è bellissima. Nazionale adesso. Bellissima questa... non toccare. Mi piace? Bella stanza. Grazie, è il primo che lo dice, complimenti. Ok, mi posso sedere? Laura, Allora, questa qua per chi è? non si preoccupi. Lei qua non è per fare domande. Hanno desettato. Io la vedo un po' in difficoltà, facciamo così, per stemperare un po' la tensione, l'emozione, proviamo a darci del tu, questo dandoci del tu si va un po' meglio. Mamma mia, meno male. Meno male. Meno male. Cominciamo a parlare italiano. Cominciamo a parlare italiano. Meno male. Tu sei una cosa grande per me. Napoli. Allora, Vuoi fare il cantante? esatto. Allora, partiamo subito da alcune clip che ho selezionato, poi andiamo a vedere un po'. Allora, visto che ci vogliamo dare un attimo del posso togliere un attimo la giacca? Basta solo la giacca. perché sto sudando. Vabbè, posso capire l'esame, vai. Non c'ho la camicia. Vabbè, poi andiamo a parlare di questo. Per ora andiamo alla sostanza. Andiamo un po'. Apriamo. Ma che ti stai guardando? Ok, mi sono ricordato il codice. Allora, grandissimo intervento difensivo. Fermiamoci un attimo. Già. Allora, Penso un po' cartuno. andiamo con calma. Allora, tu quando devi fare un esame ci vogliono anche delle persone che fanno, che ti esaminano, no? Funziona così? Sì. Funziona così? Sì. Funziona così? Sì. Funziona così, perfetto. Ora, io conosco molto bene Paolo Cannavaro, ma per dimostrarti come ci tengo a metterti alla prova, perché vorrei che tu veramente superassi ogni prova con serietà e professionalità. Chi giudicasse sia uno che conosce meglio di me a Paolo Cannavaro. E chi lo conosce io? No. Ma io ho studiato molto. Io però ho studiato molto. Allora, partiamo un attimo da questa clip. C'ho proprio il bisogno di farvi vedere questa clip. Ma Allora, guarda qua. Guarda qua, il mobile di... Guarda qua che roba è... Cioè, ma a parte i scherzi. ho capito. Ci ha fatto proprio un grandissimo intervento difensivo. Benissimo, siamo d'accordo, ma qua non dobbiamo andare a vedere che intervento difensivo ha fatto, qua dobbiamo capire come l'ha fatto, se l'ha fatto bene. E ti dico che c'è una persona che meglio di me ti sa dire queste cose. Ma chi usava? Chat GPT. Chat GPT. Chi so? Allora, io ho anche delle cose scritte. Per forza, che cosa C'ho anche delle cose scritte. Allora, Che hai scritto? il profilo analizzato rappresenta l'archetipo, A parte le telefoni che hai studiato. Allora, ho studiato sicuramente dove ha giocato Paolo Cannavaro. E questo non è un segreto. non è. Ha giocato nel Parma, 128 presenze, ha fatto pure 5 gol come numero di maglia, difensore centrale. Devo tornare, il numero di maglia quello è della nazionale, non ti confondere, la nazionale. Allora no? Pensi che l'ho scaricato sul sito? Vabbè, comunque, e fu la vera e propria consacrazione in Serie A. Poi dopo passò al Magico Napoli.
278 Però presenze. non è proprio così. Non è proprio così. Non è pro- Allora, secondo me, se stai un po' zitto, scusa, ma fanno un po', mi ascolti e fai entrare una persona che può giudicare, può essere che riusciamo ad andare avanti, se no questo esame non lo superiamo neanche tra 3 giorni. Che me l'avete fatto 3 ore a fare? Cioè io tutta la settimana sono stato proprio a scrivere, guarda qua, cioè pure gli schema poi copertura in diagonale, simulazione della costruzione dal basso, build up, C, Sì, fatto pure una codice fiscale praticamente. Tutte fatte. sai pure codice fiscale da dove andava, DC 28, DC. Pensa che fa, tranne quello che dovevi fare. Ehi, ma è stato facile, che è stato il numero di Guarda come, Hai visto? Questo è tutto bene. Ciao, piacere Paolo. Piacere, il divino. Il divino. Il divino. Il divino. Codino, come Hai fai? visto? Divin bisogno. Ok, divino bisogno. Ma piacere. Paolo che ci fai qua? Ma sto sempre un pedano, ma che fai? Ho studiato quello che hai fatto. Ma è uno scherzo, ma è lui. Quale cose stanno con professore? Paolo, siediti, dai Paolo, così. Prego. Prego, Hai visto prego. sul numero? Che succede? Hai visto le scariche? Sì. Chat GPT, lo stanno guadagnando questo chat GPT. Allora Paolo, tutto bene, dobbiamo un attimino esaminare questo giovane valente, diciamo, youtuber che ha iniziato ad avvicinarsi al mondo del procuratore. E io gli ho detto, prima di vedere se questa è una cosa che vuoi fare, iniziamo a capire se hai delle qualità, perché questo sarebbe un mondo Paolo, che ormai fanno tutti quanti, come abbiamo detto più volte. E allora gli ho dato un compito. Ma sta forte, cioè, scusami se mi... no, sta forte proprio. Da quanti che non giochi? Sono 7-8 anni. Ma sta pompata ancora. Io ma sono il professionista sempre, quando gioco, quando Hai ragione. Che dai, scusami. No, però, no vabbè, mo siamo arrivati a una confidenza, però sempre con il rispetto dei ruoli, mi raccomando. Vai. A volte eccede un po' con la confidenza, capisco che è anche un modo di rapportarsi, sai, sia per stare lui a suo agio che magari cercare di stare un rapporto con me, andrebbe un pochettino modificato, però per ora va bene in questo modo. Dai, io sono fiducioso, credo che lui abbia studiato. O Vaglione è napoletano, è scetato, Vaglione è un popolo, ce la può fare. Detto questo, Paolo, Quindi vorrebbe provare a fare il problema. Esattamente. Mettiamo. Come prima cosa, quello che io ho detto, per fare questo... Ma già parte male, perché si parte in mezzo ai numeri, già partiamo male. Esatto. Poi per l'amor di Dio, i numeri sono importanti, vanno contestualizzati e vanno non messi come priorità, secondo me. E si arriva dopo che si ritira là fuori, si va dell'intanto. Come la c'era col numero poteva uscire. Sì, ma tanti numeri si trovano ormai, devi andare a vedere il dettaglio. Tu quando vai a vedere un ragazzo, un giocatore, cosa guardi la prima cosa? Ah no. Gli occhi. E guardare la struttura che c'entrano i genitori? No, No, i genitori c'entrano, capito? I genitori c'entrano, guarda la mamma, guarda il papà. Non come intendi tu, guarda la mamma. I genitori a volte incidono sul futuro. No, vabbè, io dicevo per conoscerli meglio e magari... Ma se me conosce è proprio meglio ancora, perché mia mamma e mio padre sono stati a casa finché non abbiamo iniziato a giocare in Serie A. E l'ha fatto per 2, quindi non solo Ha funzionato. Quindi comunque bisogna lasciare spazio ai ragazzi. Sicuramente i genitori sono figure importanti nella loro vita, però a volte quando poi si parla di altro, di calcio, di lavoro, ci sono gli addetti ai lavori che sicuramente ne sanno qualcosa in più. Capito? E io ho capito. Ma mo? Cioè... Come procediamo? Come procediamo adesso? Allora, tu hai detto che hai studiato qualche movimento, mi hai fatto vedere un'azione, Sì, qualcosa. quella quando eri a Sassuolo, quando hai salvato il tiro di Immobile. Lo rovesciato? Esatto. Chi succede? Lo saprà. Si è spezzato i righe. È stato una E che smania. cosa hai notato tu in quell'azione? Qualcosa che tu hai visto? Che ne so? Belle scarpe. Le scarpe che c'avevo. Le belle A scarpe. casa stiamo partendo proprio da dietro, A parte gli scherzi, il tempismo. vabbè. C'ha avuto un bel tempismo nel salvare, una bella lettura difensiva. Preventiva. Sapeva dove andava il pallone ed è andato prima che il pallone varcasse la linea. Parlato bene. Sì, dai, c'è una bella analisi, stai crescendo, già da casa stai migliorando. Il Managua. Ma che è? Non so tu come. No, sembra la mosca dell'episodio precedente. Conosci solo delle Ma che sembra in quello proprio. Non è rimasto immobile. Non è rimasto immobile. Hai fatto la battuta. È pure questo. Un po' di sarcasmo, io Sì. sempre. Ma
Certo, sicuramente è un gesto atletico, fisico, lì la percezione di dire oddio sta per fare gol, però nel momento della deviazione di Acerbi sono stato pronto a provare a fare un salvataggio e poi mi è riuscito. Esatto. Della traversa comunque mi ha dato un qualcosa, però è un gesto sicuramente importante. Non è facile fare neanche quel tipo di acrobazia, ci si allena anche a volte per le acrobazie. Parla uno che è stato cresciuto anche dagli allenatori che gli hanno insegnato a fare le scivolate, le rovesciate, quindi forse qualcosa, non apriamo argomenti che non dovremmo aprire, però si è perso anche quella voglia di insegnare una cosa che sembra assurda, invece io ho avuto allenatori che mi hanno insegnato anche a fare quello. Per curiosità, Immobile cosa ti ha detto? Immobile disse si perde la classifica cannoniere, questo salvataggio da C. La perse, non mi ricordo quella. Ma arrivò alla pari con Higuain, se non sbaglio quella. E che mazzi, c'ero? Altre cose che, cioè tu praticamente sei venuto qua e io ti ho dato una settimana di tempo, sei venuto che fogli. E ho scritto tanto. No, che sono iscritti, che sei stampato, me l'hanno scritto tu. E sono le molecole del corpo di Paolo Vabbè, Ma che qualcosa da mentalità punto di vista 10-10, senso della posizione 9,5 10, precisione lancia 9-10. Io fa 10-10 quello precisione lancia. Si Però c'è su un programma era un giocatore molto duttile. Sia avanti che dietro sapeva dire la sua. Soprattutto avanti. Soprattutto dietro c'aveva tra le sue caratteristiche principali il lancio lungo, a scavalcare proprio il centrocampo per mandare l'attaccante in porto. E quindi, cioè, questo non lo riescono a vedere tutti, no? Che c'è il lancio lungo, è normale, è la sua caratteristica principale. Però adesso può sta qua, che adesso Molto esplosivo fisicamente. Però queste sono cose che riescono a vedere, oggi con un po' di studio, preparazione riesci a vedere. Secondo me devi andare più a fondo, capire il giocatore come si comporta sotto pressione, in uno stadio pieno, in uno stadio vuoto, nei momenti dove la classifica è complicata, dove la classifica invece è semplice. Ci sono tanti fattori che secondo me devi aggiungere a quelli che tu già stai elencando, perché quelli che tu stai elencando è una cosa che riescono a fare tutti, tutto sommato. Se invece ti concentri sulle cose un po' più difficili da vedere, forse è un quadro più completo del giocatore. Paolo, e a te non hai in difficoltà? Ma perché sopportavo la pressione in un determinato modo. Ha studiato però. aspetta, io non stai guardando piuttosto. Perché tu sei venuto 4 pagine e poi non hai detto nulla di quello che Paolo ha detto. Mi ha anticipato sul che difensore. C'è facile questo. Ma poi mai chiesto se si allena buono, se è un professionista, si fa la vita strana. La vita strana. L'alimentazione fondamentale. Oggi l'alimentazione non può essere sbagliata. Quando giocavo io ancora era un momento dove, anzi, chi proponeva un'alimentazione nuova sembrava l'alieno che arrivava che poteva cambiare il calcio. Oggi è un punto di forza invece dello sport, non del calcio. Cosa mangiavi tu? Lo yogurt greco sei al 100%. No, yogurt non mi piace, greco non mi piace. Yogurt normale. Senza lattosio. Senza lattosio. No, io l'ho tolto, non mi fa niente, quindi non posso mangiare. Adesso a me mi fa cagare sotto. Tu mangiavi una volta a settimana la pizza? Dopo la partita. La pizza Fius è il mocio. Ma la bandera, che è? La pizza Fius, che è? Ah, ci capite, magno tu, ci capito. Ma ho capito, ho collegato. Meno male che tu hai capito tutto sta Appunto, Ma lui ci ha giocato pure insieme. Tu sei un po' più grande di me, io ci ho giocato. alla fine. Vedi, ho studiato. Ma lui io farò un'altra domanda, io vedo un po' in difficoltà, perché teoricamente insomma diciamo. Falla tu, una bella domanda, che è? Allora, io ora ti faccio una domanda e mi auguro che tu risponda bene dal punto di vista tattico. Paolo è un giocatore che si esprime maggiormente in una difesa a 3 o una difesa a 4? A 3. No, mi dice a 3? A 3? 3 più 1. 3 più 1. A 3 più 1 perché capi stiamo quarta che si sganciato. Lui vale per 2. Valendo per 2 è a 4. È una questione a 4. Posso rispondere come disse Di Francesco una volta quando mi fecero una domanda? Perché io arrivavo da tanti anni che giocavo a 3, mi trovavo in una difesa a 4. Gli chiesero: ma Cannavaro non è... gioca meglio a 3, come si troverà in una difesa a 4? L'allenatore giustamente cosa risponde? Ma il giocatore deve saper giocare a 3, a 4. E quindi non è una questione di numeri, è una questione delle esigenze dell'allenatore e delle caratteristiche dei giocatori che puoi tranquillamente adattare o uno o l'altro. Anche perché passa il messaggio che ho sempre giocato a 3. Ma se uno va a vedere, ho giocato molto più a 4 che nella mia carriera. Ma quando dai nell'esame, che era giusto? Era proprio visto l'esame. Io da che era l'introduzione. Ma non stiamo guardando. Un cavallo si vede a lungo. Un cavallo di razza si vede alla riva. Questa è la frase che usavo, vero? Sì, però dovresti essere un cavallo di razza. Dai, giochiamoci i numeri che forse è meglio. Io credo che secondo me devi un po'
io personalmente non credo che tu hai fatto una valutazione su Paolo corretta. Ti sta basata su dei numeri, come diceva giustamente lui, può fare chiunque. Io però mi sono impegnato, è il mio sogno comunque diventare procuratore sportivo. Cioè vorrei restare nel mondo del calcio non giocandoci solo. Sì, però... Che gioco? Hanno gioco. Ma fu YouTube, Gioca pure, l'ho detto. Napoli Creators. dove giochi? Napoli Creators. Perché? È una squadra di youtuber. Gli tengo i figli no, giù, lui ancora sta crescendo Enrico, quindi ancora non te l'ha proposto per la partita non fa YouTube. No, ma questo non rende il fatto che gente che ha giocato, la solita cosa. No, è tutta gente fuori quindi che sta cheater perché sono tutti youtuber, solo chi non motivo là, Youtuber napoletano. No, per l'amor di Dio, lo sai, quando poi parli di Napoli trovi una porta aperta. Facendo gol, Paolo. Sì, però c'è gente che giochi a calcio. Cioè, a modo Oddio, mi vai in diretta a giocare a calcio. Non sta mai. vorrebbe fare il no, procuratore. lui gioca a calcio come tanti fanno i procuratori. Deve studiare, il calcio va bene, continua a farlo, devi studiare, però devi studiare anche, devi fare centro su cosa studiare. Ce la può fare, non ti preoccupare. Oggi ti dico che personalmente io mi aspettavo tutte cose diverse da quello che in realtà hai detto. Ha iniziato con molta sicurezza e quando io ho detto no, allora Paolo, quando io ho detto studia Paolo, lo conosco benissimo, il mio capitano non ci mette niente. Invece sei venuto qui in maniera sbagliata, non capendo qual era il senso. Sei uscito fuori traccia. Dici, non ho potuto studiare. Non ho voluto studiare. Ah, Samma! È Mortano. Quindi è bocciato o rimandato? Non ho capito. Io penso che questo esame è sicuramente bocciato. Ma questo esame, un'altra opportunità ci può stare. Allora guarda, io sotto l'aspetto secondo me di guardare calciatori credo che siamo proprio fuori binario, secondo me dobbiamo passare ad un'altra prova e poi magari vedere insomma se con quest'altra riesci a compensare questa carenza che tu hai. Vedi, questa è l'ennesima volta di come tante persone credono di conoscere il calcio e poi in realtà davanti a un esame fanno delle brutte figure. Cercherò di dare il mio meglio. Bravo. Poi ci aggiorniamo magari per vedere cosa fai, non voglio pensare bene perché... Ya dici che se ne tiene queste. Queste te le puoi tenere, queste Questo è il l'iPad. noi tanto sei. No, pensavo di uno uno. No. Porta a casa. Va bene, ciao Giovanni, ciao. Saluti a casa. Dai. Sei nuovo, sta guardando. Cioè, proprio è venuto con lo solito fatto di come quelli là che pensano che devo dire che vedono i film e stanno a fare gli attori. Allora quindi perciò l'ho visto. Lo sai che il momento è questo. Cambierà. Vabbè, poi devo pensare a un'altra cosa da dargli, perché comunque un'altra prova ci ragiona un po'. Tu hai qualche idea? Vedo tu me oggi mi Tu giustificata hai dare qualche idea? mi giustificata dare una dita saluto No, proprio. aspetta, mi dai qualche idea, mi ci prova. No, dai, io mi concentro a fare quello che oggi sempre fatto. Vi lascio la vostra vita. Va bene, grazie, scusami, una mezza giornata. L'hai fatto proprio te. Onestamente non mi è piaciuto quello che mi ha portato, l'ho trovato molto semplicistico, nulla di tattico, nulla sotto l'aspetto mentale, no, non mi è piaciuto affatto. Però devo ammettere che è un ragazzo che mi stimola e quindi devo pensare a qualche altra cosa da dargli perché mi farebbe piacere riuscire a fargli superare qualche aspetto. Ma poi si è presentato che chat, i numeri, intelligenza artificiale, pare che il super è una lotta a un certo punto. Ma stiamo pazziando? Ma guarda, io mi ho fatto un minarista. Noi siamo informatori, di strutture, se stiamo fa tutti brutti figure. Ma lo so. Oh no, Quindi sei andato benissimo. non sono andato benissimo. Allora, i patti erano chiari, mi dovevi suggerire le cose buone. Ma fosse colpa mia. Che hai fatto sta settimana? Come che ho fatto? Sei andato a giocare? Sei uscito? E poi mi si va a casa. No, e intanto gli schemi te li ho trovati io. Era un lavoro che dovevi fare tu. I fatti erano chiari, ma tu comunque ci potevi mettere un po' del tuo. Ma poi siamo pure avvantaggiati dal fatto che nessuno ti vede. Cioè, mo ho capito sta cosa. Nessuno ti vede, nessuno ti sente. Cioè, tu mi devi dire le cose buone. Ma non... Oh Paolo, Sta un piacere. pure per me, però, ma sono andato proprio... No, non sei andato male. Ci mettici una buona parola. Ah, che buono però. Ma asciugateci la prima maglietta con la carnavale. Oh, tu hai fatto sta figura in merda. Metti a pensare alla maglietta. Che ci pensavo? No, poi io mi sono dimenticato la prima maglietta. Poi ci penso. Ma chi mi ha già affidato? Ma chi stai tutti scemo proprio? Io. Giovanni, buongiorno. Non so cosa aspettarmi. Giorno Gaetano. Buongiorno Giovanni.